il romanzo, per chi non lo conoscesse ancora, si intitola Leggera come la neve e l'autore è qui accanto a me, Mattia Sablone. Sembra strano, che cosa? Il fatto che un autore sia così giovane, ma ne parleremo. Allora, il libro è scritto molto bene, io ho letto moltissimi libri anche della casa editrice di mio figlio e devo dire che quando mi è stato portato e mi sono detto appunto che era un ragazzo giovane, io devo dire che pensavo non avessi scritto lui. Poi l'ho conosciuto e ho capito che l'aveva scritto e poi dirò sempre perché. Allora, è scritto con proprietà di linguaggio, quindi voglio dire, già nella fase di editing è servito pochissimo perché ha scritto molto bene, cosa che non capita molto spesso, perché anche autori, diciamo, d'età, tra virgolette, vanno delle cose certe volte di fare completamente, qualche volta anche di grammatica, lasciamo perdere. E poi c'è un incazzare di avvenimenti che ti fa desiderare di andare avanti. Sapete quando prendete il libro e vi piace, ovviamente volete andare avanti, proprio avete la voglia di sapere che cosa succede dopo e il dispiacere però di arrivare alla fine di chiudere il libro perché poi è finito, poi vedremo se ci sarà un seguito. Ecco, e un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è che i libri sono molto ben costruiti ed è molto evidenziata la caratterizzazione dei personaggi. I personaggi sono tantissimi, ma ognuno ha una sua connotazione, un suo carattere, delle sue peculiarità. E sono evidenziati gli stati d'animo e le loro interrelazioni affettive, quindi che siano di parentela, di amicizia, anche di amore. E ovviamente c'è l'aspetto positivo, ma ci sono anche i conflitti nella vita, c'è il bene e il male, di Ossa di Os, come dicevano i greci, non so se ci sono persone e quindi chiaramente ci sono anche i conflitti che sfortunatamente qualche volta dividono. Quello che mi meraviglia è il fatto che, lo dicevo prima, il libro sia stato scritto da una persona così giovane. Ecco, e allora il tema centrale è il tentativo di un gruppo di uomini capeggiati da Jeff. Jeff è un losco figuro, è un uomo accecato dal potere. Questa frase è tratta proprio dal libro. Già la caratterizzazione di un personaggio in 3 parole si capisce chi è, quindi questa è la capacità sua anche di sintesi, e che cerca e tenta di capire alla protagonista, che è una ragazza che si chiama Emily, il segreto che consente di essere immortali. Il testo è difficile catalogarlo perché rientra un po' in tutto, è un genere fantasy, con un'atmosfera irreale, c'è la suspense, c'è la magia, c'è tutto, è veramente un'altra caratteristica il fatto di essere riuscito a inserire in un libro un po' di tutto. Allora, il libro inizia con un incubo della protagonista, quindi di Emily, che le condiziona la vita e costituisce poi un legame con lo sviluppo di tutta la storia. Volevo chiedere qui accanto a me se è partito da qui per costruire la storia o se invece è successo il contrario, perché poi l'autore c'ha sempre un via. Allora, no, in realtà quello è il primo capitolo quasi della storia, ma in realtà la prima cosa che ho pensato è proprio la fine del libro e che mi ha dato un po' la spinta per scrivere il libro, che mi ricordo stavo a letto e non avevo niente da fare come al solito e tipo perché avevi già studiato e stavo pensando a questa scena che vabbè è la scena finale del libro e mi piaceva, poi l'ho continuato a pensare sempre con più particolari e descrivendola sempre di più e quindi poi ho detto vabbè a questo punto scriviamola, l'ho scritta e poi ho detto vabbè, cioè devo dare una storia intorno e quindi poi esatto, e quindi insieme anche a papà mi ricordo il primo giorno e abbiamo un po' scelto, cioè abbiamo un po' visto come poter mettere in mezzo questo fatto e ho pensato a questo sogno e quindi diciamo è solo una conseguenza. Esatto, quindi il libro si può iniziare da un episodio o come hai fatto tu dalla fine tornando al riposo. Penso a mia mamma, mi ricordo una giornata che passammo insieme. Era una domenica di metà primavera. Nel cielo non c'era la minima traccia di nuvole che lo oscurassero. Stavamo al parco, intenti a far volare un aquilone. Mi ricordo che ci stavamo divertendo un mondo, anche se il cielo era sereno, persisteva una leggera brezza che bastava far spiccare il volo al nostro aquilone. Lo avevamo comprato da un artigiano in un borgo della città. Era fatto di una tela azzurra
le aste in un legno flessibile e la coda formata da nastri gialli che ondeggiavano tra le correnti d'aria. Correvamo per il parco mano nella mano, con lo sguardo fisso sull'oggetto volante. All'improvviso un cane nero di grande statura apparve davanti a noi, abbaiando a gran voce. Per lo spavento stratto nell'aquilone e mentre urlavo lo vidi infilarsi in un ramo in un albero. La tela si lacerò. Il padrone del cane arrivò subito a scusarsi per l'accaduto. Notai che mia madre era rimasta distaccata e fredda davanti a quel tizio. E mentre quest'ultimo cercava di farsi perdonare, io continuavo a scambiare occhiate all'aquilone distrutto e al cane, che era la causa di quanto accaduto. Lo guardavo sempre con più disprezzo. Ero solo una bambina e quell'aquilone in quella giornata, in quel momento, era una delle cose a cui tenevo di più al mondo. Iniziai a odiare quel cane. Secondo dopo secondo, poi mia madre mi prese per un braccio e mi portò via. Cercai di protestare perché volevo riprendere il mio aquilone, ma lei restò impassibile. Quasi si infastidì. Dopo aver parlato con il padrone di quel cane diventò nervosa, frettolosa di arrivare a casa. E così uscimmo dal parco, lasciando quel povero aquilone appeso all'albero. Lo abbandonammo lì.